Si fanno nomi eccellenti, forse impensabili fino a ieri, riguardo la nuova inchiesta su Girgenti Acque, la società che gestisce il servizio idrico ad Agrigento. È bastata la notifica di proroga delle indagini sull'azienda agrigentina per rendere pubblica una lunga lista di nomi di persone che sarebbero coinvolte, in tutto 73. Si va da rappresentanti delle istituzioni a noti esponenti politici nazionali e regionali, ex parlamentari e ancora avvocati, funzionari pubblici, fino ad arrivare ad alcuni giornalisti che operano nel capoluogo agrigentino. Tutto sarebbe partito da una prima indagine avviata nei confronti di Girgenti Acque lo scorso mese di aprile. Ricordiamo che già nelle scorse settimane i locali della società nella zona industriale di Agrigento erano stati sottoposti a perquisizione. Ovviamente tra le persone sottoposte ad indagini rientrano i vertici di Girgenti Acque. Il provvedimento di proroga delle indagini notificato ieri dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri è firmato dal procuratore della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio e dai pubblici ministeri Salvatore Vella, Paola Vetro e Alessandra Russo. I magistrati ipotizzano per le persone coinvolte i reati di associazione a delinquere, corruzione, truffa, riciclaggio e false comunicazioni sociali. Girgenti Acque proprio recentemente, a seguito di un'altra inchiesta riguardante la società, aveva riposto la massima fiducia nella magistratura di Agrigento.